Riprendiamo la linea, amici sportivi rossoblu, dallo stadio Vanni San, dove sono rientrate in campo Torres e Tonara per il secondo tempo della gara valida per la 30ª giornata, ultima della stagione regolare, campionato di eccellenza. Intanto vi dico, era un debito di un nome, il numero 11 è entrato per il Tonara, l'unico cambio fin qui. Alla mezz'ora del primo tempo è entrato Sukku per Usai, e il secondo debito è sui risultati. Intanto è iniziato in questo momento il secondo tempo, i risultati che arrivano dagli altri campi, con i parziali: la Ferrini in vantaggio sull'Atletico Uri 1-0, il Valedori in vantaggio sul Sorso sempre per 1-0, e poi il 3-1 invece dello Stentino sul proprio campo contro un Monastir che sta rischiando seriamente di terminare nella zona play-out. Attacca ora da destra verso sinistra la Torres, e dunque verso la curva nord. Calcio di punizione intanto in favore dei tonaresi, alla propria metà campo. Non ci sono stati altri cambi nell'intervallo. Lancio in avanti, lascia il pallone Merenda per Torrepinna. Si riparte da destra con Chessa, Minutolo, lancio lungo a cercare la testa di Virdis, riesce Virdis a colpire di testa ma non arriva a Diouf il pallone. Pili, un lancio sbagliato anche in questo caso di Pili, direttamente in fallo laterale. Rimessa già effettuata, Figa per Chessa, tra i più reattivi dobbiamo dire nel primo tempo Andrea Chessa, perché si è proposto in avanti oltre ad essere in fase di marcatura quest'oggi. Tanto va a terra Virdis, conquista palla Diouf sull'out di destra, prova a liberarsi di due avversari, riesce ancora Diouf, non c'è nessuno mezzo all'altro, c'è solo Chelo, va ancora Diouf da solo e va giù. L'arbitro lascia proseguire, incredibilmente. Questo era un rigore netto almeno. E il giudizio di chi vi parla e del pubblico. Rimasta a terra intanto Diouf sul contrasto da dietro di Namani, ma era sembrato nettissimo il calcio di rigore che non ha concesso signor Ceriello. Ha alzato subito, ha aperto le braccia dicendo non c'è nulla, è rimasto a terra intanto Diouf, ma davvero clamoroso. Lo rivedremo nelle immagini, ma aveva preso il tempo anche a Namani Diouf, perché si era liberato bene di lui, è rimasto a terra. Questo ci sembra proprio un rigore sacrosanto. L'arbitro Ceriello era vicino all'azione, ma ha detto che era tutto a posto. Tanto è rimasto a terra Diouf. Si è alzato in piedi anche il pubblico, perché sembrava davvero netto l'intervento di Namani, che aveva perso il tempo su Diouf, lanciato a rete tra l'altro. L'arbitro dice che non c'era nulla. Rivedremo nelle immagini, ma tanto è zoppicante Diouf, è costretto a uscire dopo le cure, ma ancora zoppica. Si prosegue con una rimessa laterale in favore della Torres. Chessa per Figa, prova a portarsi avanti il pallone, ancora Chessa che effettua il suo cross in area, Namani di testa, anticipa Virdis, prova a rilanciare l'azione del Tonara ma non riesce Littarru a controllare la sfera che termina in fallo laterale. Ancora Chessa per Figa che mette giù, si deve girare ma preferisce mettere all'indietro per Minutolo che deve rincorrere il pallone, ma chiede la collaborazione di Torrepinna. Ancora Minutolo. È rientrato in campo intanto Buba Diouf. Questo episodio sembra davvero clamoroso, ma naturalmente poi dobbiamo capire che cosa ha visto il direttore di gara. Era ben posizionato, mette a terra benissimo intanto Spanu, che voleva lanciare Chelo, ma si era fermato Chelo.
Virdis commette fallo, calcio di punizione per il Tonara. Ha fatto una bellissima azione Diouf che ancora si tocca, però relazione personale, perché si era liberato di 3 avversari, era lanciato a rete e sull'accelerazione aveva anche bruciato una mani che aveva preso possesso lui del pallone, ma da dietro una mani ha messo giù. Controlla ora Merenda, mette in avanti, cercare Chelo, ancora Chelo che si accentra, poi serve Piga, avanza anche Chiesa sulla destra, gli serve il pallone adesso Piga per Diouf, ancora Diouf che non controlla qui. Sesto minuto, corso della ripresa 0-0 tra Torres e Tonara. A segnalare questa occasione di Diouf con un fallo di Namani in area, non sanzionato dal direttore di gara, signor Ceriello della sezione di Chiari. Palla all'indietro per Minutolo che lascia proseguire per Torrepinna. Abbiamo detto all'inizio del collegamento i risultati dagli altri campi in questo momento sono favorevoli, ma la Torre deve vincere. Va a terra Chessa, calcio di punizione con Minutolo pronto alla battuta. Palla in avanti, cercare ancora Diouf che sta facendo molto bene questo di Virdis, controlla di petto, scarica all'indietro per Scioni, palla in avanti, cercare Chelo, deve girare Chelo, spana un vicino, preferisce poi servire Scioni, se la mette sul destro, vediamo se sceglierà la conclusione, sì, però è alto, imprecisa conclusione di Scioni che arriva al settimo. Va forzati al rinvio. Non ci sono neanche i giocatori rossoblu che stanno scaldando in questo momento, abbiamo detto panchina molto giovane quest'oggi per la Torres, dalle assenze. Merenda intanto si deve girare, liberarsi di Succu che lo sta pallonando, si libera bene la Torres da questa circostanza. Minutolo in avanti, ancora Tonara però Scioni tocca di mano in mezzo al campo, dice il direttore di gara, calcio di punizione per il Tonara. Si incarica Pili, quindi siamo all'8º e sta scaldando Uleri per la Torres, un altro 2001. Qua sbaglia tutto il Tonara, butta via questo pallone. Torres con Minutolo per Piga, attaccato subito Scioni, ancora Piga che commette fallo il centrocampista rossoblu. Calcio di punizione ancora per il Tonara sulla 3/4, fallo su del Soldato. (0-0) al Vanisana. Torres e Tonara, abbiamo detto in primo tempo dove è stata la Torres a fare la gara, avere tante occasioni, non le ha sfruttate fin qui. Vediamo ora calcio di punizione a lunghissima distanza, vediamo se De Soldato incaricarsi della battuta. Palla direttamente verso la porta, ma altissima. Va al rinvio Torrepinna quando siamo al 9 ed eccolo il cambio, pronto a entrare Alessandro Uleri quando siamo al 9 minuto nel secondo tempo. Esce Virdis, entra Alessandro Uleri, quindi un 2001 per un 2000 questa Torres tanto giovane. Va a mettersi ovviamente nella corsia di destra e si posiziona al centro dell'attacco Michele Chelo. Uova Diouf sulla corsia di sinistra.
prova a cambiare qualcosa mister Toctona sul fronte offensivo. Colpo di testa di Diouf in avanti a cercare compagni, poi Chelo, ancora Diouf che in anticipo però il giocatore del Tonara che sbaglia, può andare Scioni ora, palla dentro per Uleri, incredibile palo di Uleri a porta vuota, palo, ha saltato anche il portiere, ha colpito il palo, appena entrato Alessandro Uleri ha avuto la sua occasione. Al 10° un filtrante meraviglioso, Scioni per Uleri, tutto solo, ha saltato il portiere, ha messo in rete a botta sicura ma ha trovato il palo e poi calcio d'angolo con il difensore del Tonara che ha salvato la situazione. Seguiamo questo calcio d'angolo, palla dentro, non ci arriva, Minutolo, palla termina dall'altra parte, incredibile occasione qua per la Torres con Uleri appena entrato, che è stato bravo a inserirsi, comunque a trovare gli spazi, a saltare il portiere, ha trovato il palo. Torres vicinissima al vantaggio, bisogna continuare, tanto fallo ancora su Chiesa, qua bisogna tirare fuori il cartellino, lo fa il direttore di gara, l'ennesimo fallo su Chiesa. Vediamo l'indirizzo di chi? Del numero 11, Succu, giallo anche per Succu. Calcio di punizione per la Torres alla battuta Piga. Che occasione per Alessandro Uleri, che ha angolato un centimetro di troppo, tanto già battuto sul calcio di punizione. Scioni, Piga all'indietro a cercare addirittura Torre Pinna che deve avanzare, palla per Piriottu, Torres tutta in avanti, Spanu, ancora un bel pallone dentro per Diouf, questa volta è buono l'intervento della difesa del Tonara a mettere in fallo laterale, rimasto a terra però il giocatore del Tonara, questo intervento. Va Spanu alla battuta di questo fallo laterale, chiede il gol la curva nord, Spanu, palla dentro ma c'è Forzati che sbaglia, non riesce però ad arrivare Uleri, ceccato dal sole forse Forzati, non ha controllato su questa presa aerea, il pallone è rimasto lì ma è riuscito poi a rimediare. (13 minuti corso del secondo tempo). Tanto fallo su Merenda, c'era ancora calcio di punizione per la Torres, si sta cercando di accelerare, caccia di questo gol, vediamo se poi le forze saranno più attenzione, qua c'è forse un altro fallo su Diouf, sì, da parte del numero 17, poi sta a terra Diouf, si rialza, è già battuto il calcio di punizione con Scioni che serve Spanu e deve andare il capitano Pili a mettere in fallo laterale. Tanto si scaldano i giocatori della panchina del Tonara, siamo in zona d'attacco per la Torres con Spanu, sta accelerando la Torres, Chelo si deve girare, si preferisce servire Spanu che ha di fronte Pili, cross in mezzo all'area, arriva in anticipo il difensore del Tonara, anticipo proprio su Piga che era pronto alla battuta, ancora corner, il quinto per la Torres. Anzi il sesto per la Torres, va a battere Piriottu, palla dentro, vanno a saltare in tre ma non ci arrivano, sul pallone però c'è Piga dall'altra parte, deve liberarsi del soldato Piga, non ci riesce, va però Uleri a rubar palla, a servire Scioni bene, Scioni che gli voleva servire il pallone, ha colpito Piga involontariamente, poi Piga è andato giù, contrasto, fallo laterale per il favore della Torres. Stavolta siamo sulla di destra, forse colpito in zone basse Piga, fallo laterale a favore dei rossoblu con Chiesa quando è scoccato il quarto d'ora, corso della ripresa,
due occasioni clamorose per la Torres, anzi una mancata con rigore non concesso. Tanto c'è un altro corner per la Torres, il settimo. Salgono ancora tutti i rossoblu per la battuta di Scioni. Abbiamo detto un'occasione clamorosa, il rigore non concesso al terzo, e poi al decimo Uleri che ha avuto la palla nel gol dell'1-0, ha colpito un palo. Va Scioni, palla sul primo palo, rimane lì, arriva ancora Uleri, la parata di Forzati, incredibile, ha tenuta bassa benissimo Uleri. È stato un grande intervento di Forzati qui, che si è dovuto distendere alla sua sinistra e respingere questa conclusione. Due occasioni sui piedi di Uleri. Ancora Chessa, palla in avanti, cercare Chelo che era in fuorigioco, ma la palla invece arriva a Uleri. Bravo, servire proprio Chelo. Chelo sulla destra, fermato però. Va Chessa, però attenzione, non deve commettere fallo, il giocatore già ammonito. Va Minutolo a rubare palla a Littarru, spostare nuovamente l'azione. Scioni può allargare, invece preferisce andarsene le vie centrali, e poi il pallone respinto dalla difesa del Tonara. Ancora Uleri però che ruba una bella palla, poi non riesce a superare il secondo avversario, quindi ancora Tonara. Ritmo, abbiamo detto che si stanno alzando. Ancora pallone rubato bene da Scioni. Uleri impallato il suo tentativo, ma riparte la Torres con Piriotto, por Spano. Anche il pubblico ora prova a dare la carica. Vadiuf, cross che è una specie di giro perché sorvola la traversa, si perde il fallo laterale dall'altra parte. Ora si alza anche il incitamento del pubblico della tribuna. 17 minuti di gioco nel corso della ripresa, 0-0 Torres e Tonara. Torres che ha avuto davvero tante occasioni fin qui, ma sta facendo la partita, deve solo trovare il varco giusto. È stato bravo poc'anzi Forzati sulla conclusione di Uleri, perché il pallone tra l'altro è passato in mezzo a una selva di gambe. Va Chessa, Piga, ancora Piga subito aggredito, ancora Chessa in avanti, ma mette in fallo laterale il Tonara con Trogu. Minutolo per Scioni, no, sbaglia qui Scioni che voleva servire Piriotto, recupera però bene centrocampista rossoblu. Va il Tonà con Boi, ora Piriotto bravo comunque a bar palla. Poi Pini che la perde in fallo laterale a favore della Torres. Spano per Scioni, subito attaccato Scioni, poi Piga all'indietro per Merenda che prova ad imbastire nuovamente con Spano sulla sinistra, palla in avanti a cercare Chelo, lo trova, mette giù bene Chelo, poi va giù colpito dal numero 17 sempre Boi. Calcio di punizione in favore della Torres. Piriotto per Spano, non ha fischiato l'arbitro, dice il direttore di gara Ceriello, dunque ancora per questo calcio di punizione di cui si incarica Piriotto. Piede buono per lui che sta battendo i calci da ferro. Va Piriotto, il suo sinistro, palla dentro, sta fuori dalla difesa però ci arriva Piga, può di nuovo alimentare l'azione sulla destra. Si libera di un avversario Piga, palla in mezzo, troppo lunga per Chelo, però che la rincorre, poi va giù. Non c'è fallo qui. Spanu però controlla di schiena, anche se è stato colpito. Può far ripartire la Torres. Scioni cerca Piga che ha chiamato il pallone, c'è in anticipo però il difensore del Tonare, poi spazza via il Tonare. Attenzione perché c'è solo Merenda lì dietro. Pallone però che termina tra le braccia di Torrepinna. È rimasto solo Merenda con due giocatori del Tonare invece in avanti. Rinvio di Torrepinna, Vanamani contrasto con Chelo. Pili, palla ancora in avanti ma sbaglia il capitano Pili. Pallone che ferma tra i piedi di Pinna, non perde tempo la Torres, vuole questo gol. 20 minuti nel corso della ripresa. Scioni
giocando bene comunque la Torres, deve trovare il varco. Chiesa va a saltare Uleri ma viene anticipato. Namani, palle alte, non può arrivarci Uleri. Intanto Minutolo in anticipo, ma poi ancora Altonara che può conquistare palla in mezzo al campo. Prova a manovrare Del Soldato, una palla in avanti, ma c'è la corsa di Chiesa che controlla, viene anche spinto da Succu. E il rinvio di Tore Pinna. Palla per Spanu. Cerca Diouf sulla sinistra, si deve liberare di un avversario, Diouf lo fa e poi c'è il fallo di Pini su di lui, cartellino giallo per Pini, questo brutto fallo su Diouf. 3 cartellini per il Tonara. Va a abbracciarlo Pini, si becca comunque il giallo. Calcio di punizione con Merenda sul pallone. Quando siamo al 21esimo del secondo tempo, Torres sta cercando in tutti i modi di arrivare al gol, ci è andato vicinissimo con il palo di Uleri, colpo di testa intanto di Diouf, salva in qualche modo il Tonara, però interviene Spano. Poi c'è fallo su di lui, ora da parte di Succu, tanto va il direttore di gara a redarguire qualcuno in panchina. La panchina della Torres ha redarguito verbalmente. Calcio di punizione proprio di fronte alla panchina di Mister Tortora. Sul pallone c'è Scioni, questa volta è lui a battere con Piriotto che invece va a controllare fuori dall'area. Palla dentro, Merenda! Fuori, anche qui, occasione clamorosa. 22esimo di testa Merenda, ha potuto colpire abbastanza liberamente. Palla fuori. Forzati era battuto in questo caso, è rimasto fermo. Palla è terminata di poco a sinistra del palo. Salva il Tonara. Il rinvio, va a saltare Minutolo che poi controlla di petto, mette giù per Merenda che serve Chiesa. Palla in avanti per Chelo che può far partire Uleri, va Uleri e ottiene un calcio d'angolo, velocissimo anche lui, sta dando fastidio alla difesa del Tonara. 8° corner per la Torres. Corascioni alla battuta in area, palla questa volta molto alta e molto lunga, arriva Piga, può concludere, c'è ancora Forzati a mettere in corner, è un assedio quello della Torres, non trova però la via del gol. Va dall'altra parte alla battuta Carlo Piga, rimane ovviamente tutta davanti la Torres. Palla dentro, non ci arriva nessuno qui, può liberare la difesa anche se sbaglia. Poi allora può andare Scioni, va sul fondo Scioni e ottiene un altro corner, il 10°. Ancora un'occasione. Niente da fare, mette fuori la difesa del Tonara. Qui attenzione, può ripartire la formazione ospite, deve correre Piriottu, seguire Littarru, va Littarru che mette in mezzo e c'è l'intervento di Tore Pinna. È stato bravo anche Spano ad impedire il controllo di Succu. Ancora Torres in avanti con Uleri che ruba un buon pallone. Scioni, rischiato qui un po' la Torres, ma protesa in avanti. Ottimale l'intervento di Tore Pinna. Intanto palla in aria dove c'è Piga, Piga mette giù, poi però viene anticipato, commette fallo Piga. La ripartenza è stato pericoloso il Tonara, la corsa lunghissima di Littarru che poi ha messo in mezzo, ha dovuto distendere e allontanare con i pugni Pinna. Forzati, autore di qualche intervento importante, poi qua calcio di punizione sbagliato, pallone messo fuori, ancora Torres con Diouf
ottiene un'altra rimessa, va Spanu, guadagna qualche metro, fa Torres, Chelo va giù, nulla da fare, ancora Spanu però che ruba palla, se ne va, anche qui viene messo il giudice, il direttore di gara che era sul pallone l'intervento, ancora Torres però con Chessa, Torres è tutta nella metà campo del Tonara, va Chessa velocissimo, anticipato però sulla corsa da Foische, mette il pallone in fallo laterale, già battuto, Uleri, palla dentro, non ci arriva nessuno, lo rincorre però ancora il pallone Diouf che deve uscire dall'area, mettere giù, punta l'uomo, va sul fondo, niente da fare, una spinta qua, un po' di mestiere, dato giù, ma non c'è il corner, 26 minuti, corso della ripresa, 0-0 tra Torres e Tonara. Una gara che si è sicuramente ravvivata nel secondo tempo con la Torres che sta cercando in tutti i modi per venire al gol, tanto Forzati che si beccherà il giallo anche lui per perdita di tempo. Ora va alla battuta Forzati, abbiamo detto autore di un paio di interventi importanti, va di testa Spano mettere in avanti, poi pallone a campanile, va a saltare Piriottu, non riesce a tenere in campo il pallone Diouf, ma la rimessa in favore del Tonara, è stato lui a colpire. Va la battuta a Boi, cercare del Soldato, Spano su di lui, del Soldato, arriva anche Scioni che gli ruba il pallone, può far ripartire la Torres con Chelo che serve ancora Scioni sulla sinistra, Scioni si libera dell'avversario, lo colpisce però ancora il pallone per lui, mette in mezzo dove c'è Piga che prova la conclusione e c'è il gol di Carlo Piga, 1-0 Torres e va a festeggiare sotto la Nord Carlo Piga, 1-0, arriva finalmente il gol dopo una serie innumerevole di tentativi, ha tenuto basso il pallone Carlo Piga, un raso terra che ha fulminato Forzati, nulla ha potuto in questa occasione. Torres in vantaggio quando siamo al 27esimo della ripresa. Gran gol Carlo Piga che tra l'altro era da un po' che non la metteva dentro, sicuramente enorme la gioia per lui. Adesso bisogna continuare, vediamo che questa sia la botta decisiva per il Tonara. Piga si prende anche gli applausi della tribuna. Tentato nel primo tempo in diverse occasioni di potenza, poi un po' di precisione, alla fine è riuscito a drizzare la mira, ha trovato un pallone davvero impossibile per Forzati che ci ha provato, ma il pallone gli è scivolato da sotto, praticamente gli è passato sotto, ha tentato Forzati di respingere, era troppo forte, la conclusione precisa. 1-0 Torres e ora bisogna continuare con ovviamente il Tonara che lascerà qualche spazio in più, magari a caccia del gol del pari. Intanto ci sarà un cambio proprio nel Tonara, pronto ad entrare col numero 14 Enrico Moro, vediamo al posto di chi. 29esimo del secondo tempo, sta uscendo il numero 17 Boi. Abbiamo letto il numero 5, vediamo un po'. Allora entra il numero 14, sicuramente Moro, vediamo se abbiamo visto bene, dovrebbe essere Boi, il giocatore è uscito, adesso verificheremo. Intanto c'è un calcio di punizione per il Tonara con Pinna che è costretto a mettere sopra la traversa, calcio di punizione da distanza siderale di Namani che ha indirizzato direttamente in porta, corner per il Tonara. Torres che è passato in vantaggio al 27esimo con il gol di Carlo Piga.
intanto va il direttore di gara ancora a dire qualcosa e a allontanare il capitano Tore Pinna. Un po' una mischia in aria con i due capitani che si confrontano. Si discute ancora in mezzo all'area tra Pili e Pinna, con il signor Ceriello fare da pacere. Intanto Littarro è pronto per battere questo corner dopo il tentativo di Namani dalla lunghissima distanza. Palla sul primo palo, rimane lì, ancora Namani, provato, pericolosissimo. Una girata è terminata di poco alta sopra la traversa. In pochi minuti Namani provato, intanto ancora discussioni, Namani con l'arbitro si pone a muso duro, si accende una mischia con il direttore di gara che prova a fermare tutto, ma abbiamo visto Namani molto nervoso, non abbiamo capito perché. Ancora Scioni con Pili che discutono, ma questa volta amabilmente poi va a stringere la mano Namani a Piga. Si abbracciano poi tutti. Dunque, dobbiamo dire 2 occasioni per il Tonara dopo il gol subito. Quando siamo intanto al 31esimo, va a battere Tore Pinna. 32esimo ora, scoccato in questo momento. Namani ora possesso del pallone, palla buttata in avanti, c'è Merenda, lo fa anche lui. Questo pallone può essere buono per Uleri, invece c'è l'anticipo su di lui, va a rincorrere però Uleri che abbiamo detto è velocissimo, bravissimo nell'occasione, riesce a rubar palla a Scioni. Piga, Chessa, ancora Scioni, Piga aspetta ancora, Piga riesce a servire nuovamente Scioni in avanti, però c'è l'anticipo di Namani e poi l'Altonara però che conquista nuovamente palla, si gioca sullo stretto, poi parte Namani che si sta prendendo un po' sulle spalle la squadra. Bravissimo qui Piga a rubar palla, può ripartire, c'è un po' di spazio, va Diouf, alla sua sinistra c'è Spano, deve dargliela adesso, gliela dà ora, va Spano, entra in area, palla dentro e viene respinta però da numero 13 Podie. Palla laterale dall'altra parte, rimasta a terra intanto Piga che era distante dall'azione, non abbiamo visto che cosa sia successo. Buttato a terra Piga, facendo entrare i sanitari, il direttore di gara. Si riprenderà poi con la rimessa laterale in favore della Torres in zona d'attacco quando siamo al 33esimo. Nel corso della ripresa la Torres sta conducendo 1-0, il gol di Carlo Piga al 27esimo della ripresa. Intanto si sta scaldando anche Edoardo Casu per la Torres. Casu che ha avuto qualche problema fisico in settimana, il mister Toto ha preferito far giocare un giocatore fresco fisicamente come Chessa che sta giocando un'ottima gara sull'out di destra. Approfittano per bere un po' tutti perché abbiamo detto la giornata è caldissima. Chiediamo intanto questo momento di pausa al collega Piero Marras. Torres questo gol l'ha cercato ed è arrivato. Cercato, è arrivato e meritato perché sino al gol praticamente si è giocata una porta. La cosa strana è che il Tonara ha quasi aspettato a finire in svantaggio per costruire un paio di buone occasioni, a dimostrazione che appunto sa anche giocare a pallone, quindi è davvero inspiegabile il fatto che una formazione già tranquilla sia venuta qui semplicemente per aspettare e provare a ripartire se proprio non ne poteva fare a meno col contropiede. E ripeto, è un peccato perché magari avremmo visto una partita un pochettino più vivace. Non è male la gara. Adesso la Torres, proprio perché il Tonara ha dimostrato una volta finito il svantaggio di non essere una cattiva squadra, deve cercare di mettere al sicuro questa vittoria per trovare slancio per i playoff.
Non è ovviamente una cattiva squadra, lo dimostra anche la vittoria della Coppa Italia regionale. Intanto parte Diouf sulla sinistra, va Diouf, ancora Diouf, qua c'è un intervento ancora nettissimo, si prosegue, intanto Spano mette dentro ma non c'è nessuno lì. Abbiamo visto un intervento su Diouf, ancora una volta in area, tanto ferma tutto Merenda la ripartenza del Tonara. 35esimo anche qui, dovremmo rivedere le immagini. Diouf è stato velocissimo anche nell'occasione, qua c'è fallo di Spano. Cercava quel pallone un giocatore cattivo Spano. Tanto va a Pili, si prepara un altro cambio per mister Prastaro. Noi siamo al 36esimo. Non c'è ancora il cambio, va a Pili alla battuta, cercare Fois per Littarru, lascia scorrere Spano, non si capiscono i due, il pallone termina sul fondo e può adesso effettuare la sostituzione il Tonara. Noi siamo al 36esimo. Nel corso del secondo tempo entra il numero 16 Lecca, esce, vediamo chi, del Soldato, se non abbiamo visto male, numero 22. Quindi fuori del Soldato, dentro Lecca per il Tonara. Pronto Torrepina al rinvio, ci sono altri giocatori del Tonara che si stanno scaldando. Per la Torres abbiamo detto Edoardo Caso, va a saltare Diouf, è anticipato, palla in ferro laterale, sarà la Torres a batterla questa rimessa. Va Spanu per Merenda in avanti a cercare Chelo, mette giù Chelo ultimamente, poi c'è il fuorigioco però segnalato dal secondo assistente. Calcio di punizione, dunque c'era stato un fallo su Chelo, ma il direttore di gara, segnalazione di Giuseppe Ladu dalla sezione di Nuoro, rischiato il fallo per il Tonara, il fuorigioco per il Tonara. 37esimo, un po' di spazio qui, Fois che può avanzare, si deve distrarre la Torres, che abbiamo detto una buona squadra il Tonara, adesso gioca tra l'altro senza nessun problema, che non ha interesse a fare punti quest'oggi se non quelli di una bella figura. Punti servono alla Torres. Va Fois, Pili, Littarru, Diouf su di lui, bene, poi Piriottu riesce a liberare, a aprire perché lo va Diouf sulla corsia di sinistra, non lo prende nessuno, lo prende però alla fine bene il numero 23 Sau. Va intanto Spanu alla battuta, cercare Chelo, si deve girare Chelo, Spanu che cercava Diouf, la palla filtra però, ancora Chelo, può mettere dentro, può partire anche da solo, va ancora Chelo, si libera dell'avversario, del secondo, mette dietro dove c'è Uleri, Diouf, palla per Scioni, ci arriva prima però Nanani. Ancora Scioni, si libera di lui Navani, resiste, contrasto anche con Piga e poi alla fine perde il controllo della sfera. Messa laterale in favore della Torres, 39 minuti e ancora ricompare lo striscione della curva nord, 19 aprile 1903, io t'amo forte, quanto è grande il cuore, un verso della canzone Farendi in Turritana, che adesso i tifosi rossoblu stanno intonando. Tanto attenzione, va Spano a contrastare su Littarru, anticipo però di Merenda, ottimo, per cui riesce in qualche modo per il Tonara a mantenere il possesso del pallone. Fois all'indietro per Pili, Tonara ci sta portando in avanti adesso, attenzione, palla all'indietro, arriva ottimamente Chezza a impedire
un passaggio in area pericoloso, può invece far ripartire la Torres con Chelo trattenuto dalla mano, deve uscire portati con i piedi fuori dall'area per evitare l'intervento di Michele Chelo. Il pallone tra i piedi di Piga che prosegue l'azione, 40 minuti nel corso della ripresa, Minutolo, Torres che conduce 1-0, il gol di Piga, Merenda all'indietro per Tore Pinna, Scioni all'indietro per Minutolo, ancora all'indietro per Tore Pinna, si prepara al rinvio effettuato, va a saltare ma non riesce Chelo perché viene anticipato. Tonara ora possesso del pallone con Amani ha provato prima e ci prova anche adesso a alimentare l'azione. Qua c'è fallo di Minutolo in mezzo al campo, calcio di punizione a favore del Tonara. 41 minuti nel corso della ripresa. Papili alla battuta, palla dentro, fuori gioco però, segnalato prontamente di Littarro. Calcio di punizione a favore della Torres. Va alla battuta Tore Pinna. Il rinvio di Tore Pinna arriva a Chessa, sotto quel pallone era stato deviato da due giocatori del Tonara. Uleri non riesce a portarsi dietro questo pallone proprio per la uscita la sfera, quindi sarà rimessa in favore della Torres. Scoccato il 45esimo, saranno 3 i minuti di recupero, ancora 3 minuti al termine di questa sfida che la Torres sta conducendo 1-0. Uleri mette giù, ancora Uleri, servito da Chelo, poi perde palla. Pascioni, ancora Uleri a cercare di conquistare palla, prova il Tonara ora, subito Scioni però e poi Piga a completare il contrasto in mezzo al campo. La Torres si può non mettere in azione Merenda, sembra anche un po' stanco il Tonara. E il rinvio di Tore Pinna a cercare ancora Chelo, colpo di testa di Chelo per Diouf che può andare, va Diouf in velocità, entra in area Diouf, palla dentro, il gol di Michele Chelo, 2-0 Torres. Michele Chelo che va a prendersi l'abbraccio della Nord per questo gol che chiude i conti in questa sfida. Siamo nel primo minuto di recupero. Michele Chelo, bel gol con Diouf che ha fatto un'azione delle sue clamorosa in aria, in velocità, palla dentro ed è arrivato come un falco Michele Chelo a mettere dentro il gol che certifica la superiorità della Torres. Questo oggi che davvero ha avuto tantissime occasioni. Tanto ci sarà un doppio cambio, pronto a fare il suo ingresso in campo un altro giovanissimo della schiera dei ragazzi della Juniores della Torres. Esce Piriotto stremato, ha fatto benissimo anche lui, il giovanissimo 2001. Fuori Piriotto, dentro Stefano Soggiu per la Torres, invece per il Tonara entra Sansone per il numero, vediamo un po' se riusciamo a vederlo, per Littarro. Dunque Sansone, esce Littarro quando siamo veramente negli scampoli di questa gara. 2-0 Torres, il gol entrambi nella ripresa, Carlo Piga, e poi al primo minuto di recupero di questa gara Michele Chelo.
Sansone dentro per Littarlo. Vediamo un po', ci sarà un altro cambio. La Torres vuole dare la gioia anche al suo secondo portiere Antonio Secchi. Lascia il campo il capitano, applauditissimo, Tore Pinna, si prende questa valanga di applausi e lascia la fascia anche al suo vice Carlo Piga, quindi la gioia è duplice. Vediamo quanto ci tenga anche Carlo Piga. Tore Pinna saluta il pubblico della Nord, della tribuna, dà un abbraccio al suo collega Antonio Secchi, che entra in campo al suo posto tra i pali. Gioia anche per lui per questi ultimi secondi di sfida. Tanto Tonara, che ormai ha rinunciato a giocare, Pili dà il pallone a Secchi. Vediamo se ci sarà tempo per ulteriori cambi. Si prepara a entrare anche Maida, c'è davvero pochissimo ancora da giocare. Rilancio di Pinna per Uleri, colpo di testa di Uleri, ancora Chelo. Chessa che vuole servire ancora Uleri, va Uleri in area, attenzione, esce Forzati, evita anche il corner. Grande gioia per i tifosi, intanto una sbandierata clamorosa in curva nord. Questa giornata di festa che si sta concludendo nel migliore dei modi per la Torres. Non sappiamo quali sono i risultati dagli altri campi, tanto ci sarà il cambio. C'è un cambio per la Torres, è pronto a entrare Maida, altro giovanissimo, classe 2001. Esce Piga, deve dare la fascia di capitano a qualcun altro e la dà Michele Chelo. Dunque fuori Piga anche lui, importantissimo per questa Torres, felicissimo anche per il gol realizzato. E dentro un giovane Simone Maida che stava attendendo di entrare anche nella scorsa gara, poi è arrivato il fischio finale, ma oggi lo può fare. Nel Tonara entra Doumbia. Non abbiamo visto chi è il giocatore che è uscito, ve lo diremo tra poco. Siamo davvero negli istanti finali. Questa gara che la Torre sta conducendo 2-0. Più tardi ovviamente vi daremo conto anche dei risultati dagli altri campi, di quella che è la classifica a questo punto finale. Avvio di playoff. Si gioca soltanto per arrivare al triplice fischio ormai. Pili, Namani. Torres conduce 2-0, attende solo il triplice fischio. Non corre più nessuno, l'arbitro si sta per preparare. Ancora Pili, il pallone rimane lì. Termina qui la Torres, vince 2-0 al Vanisanna contro il Tonara. I gol al 27esimo del secondo tempo di Carlo Piga e al primo minuto di recupero di Michele Chelo. Ci arriva qualche risultato in tempo reale, pareggio dell'Atletico Uri, non sappiamo se è definitiva la situazione. Ferrini Atletico Uri 1-1, Ostentino che vince 4-3 sul Monastir e il Sors che vince sul Valledoria 2-1. Dunque vedremo al termine di questa sfida la situazione con i risultati che ci state inviando e quale sarà la classifica finale. Intanto io vi saluto per il momento, è stata una bellissima giornata per la Torres perché si è giocata con una divisa storica e si è giocata una gara bella che la Torres ha sempre avuto nelle sue mani. Poi i gol sono arrivati nel secondo tempo, si chiude qui la stagione regolare del campionato con la Torres che, come vi ho detto, ha fatto una rincorsa meravigliosa dopo una partenza non bellissima e ora vedremo dove andrà a collocarsi in classifica con i risultati dagli altri campi
non sono ancora finali, ci dicono siamo ancora tutte appaiate a 54 punti, vediamo se la situazione cambierà negli istanti finali. Intanto la Torres va a prendersi l'abbraccio della curva nord, che può applaudire questi ragazzi che hanno terminato fin qui una stagione bellissima, per davvero come l'hanno recuperata dopo un avvio non ottimale. È stato davvero un campionato avvincente e ora si partirà per i playoff, ma intanto ci godiamo questo successo. Io sentirò tra pochissimo le voci dagli spogliatoi, vi daremo conto di tanto altro. Intanto ci sarà ovviamente il consueto coro sotto la Nord. Che ha munito? Buba o minuto? Soltanto che se no l'ha tirato fuori un altro. Torres ora che rimane lì sotto la curva nord a festeggiare. E dunque ci risentiamo tra pochissimo per le voci dagli spogliatoi. Grazie per averci seguito fin qui e grazie anche agli amici naturalmente che stanno fuori, lontano da Sassari, che hanno vissuto questa giornata e forse anche tutto questo campionato lontani da Sassari. Spero che vi arrivi il coro dei giocatori e della curva. È bellissima l'immagine dei ragazzi e della curva insieme. Caraioro di Lusedo è diventato un po' l'inno non ufficiale ma di questa stagione. Un'immagine meravigliosa, tra l'altro immagine che potremo rivedere perché la partita sarà data integralmente la prossima settimana in differita. Vi daremo ovviamente news in merito con tra l'altro una telecronaca speciale, vi daremo conto. Seguiteci sui nostri canali e a tra pochissimo per le voci dagli spogliatoi. Grazie.